8 Angoli, con il numero 9 Di Fiore, con il numero 27 Danois, con il numero 18 Toro, con il numero 7 Piseni, con il 10 Timo, con l'11 Francesco. A disposizione 4 Viola, 5 Rossi, 6 Portovato, 17 Anibaldi, 20 Urso, 22 Cerasa, 23 Di Libera, 29 e Giarossa. Per il Chiaro. Con il numero 12 Magarini, con il 5 Carleschi, con il 27 Zanoletti, con il 6 Tunoaia, con il 13 Pecchini, con il 26 Salimbeni, con l'8 Carrara, con il 37 Bertolotti, con il 29 Pallagiato, con il 10 Boni, con il 22 Botti. A disposizione 28 Pilato, 4 Melo, 9 Martano, 7 Peretti, 16 Bonfanto. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet è sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Il professore!
Il Chievo Verona Women, su indicazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, comunica che le società sono responsabili per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori, secondo quanto previsto dall'articolo 10,3 del CGS, con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001, numero 336. Sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi. Pertanto si invitano gli spettatori a non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogan, o effettuare fuori espressioni di violenza, di discriminazione razziale o territoriale, a non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti, a non commettere atti di violenza né all'interno né all'esterno dello stadio, a porre in essere una condotta di cooperazione con la società e con le forze dell'ordine, sia per la prevenzione di fatti violenti che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti, ad annullare, all'insorgere i fori e le altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva. Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. Il Chievo Verona Women ringrazia la C Perugia Calcio Femminile per il cortese e gradito omaggio dei Baci Perugini. Buona partita a tutti. E benvenuti dallo Stadio Alto Olivieri di Verona per la 10ª giornata di Serie B femminile. Oggi il Chievo Verona affronterà il Perugia. Le formazioni sono già in campo, sono stati effettuati i saluti di rito. Tra l'altro il mio dovere è dire che il Chievo Verona Women ringrazia il Perugia per il cortese omaggio e gradito omaggio dei cioccolatini Baci Perugina, prodotto tipico tra l'altro della città umbra, e quindi diciamo che questa giornata è partita all'insegna del fair play fra le due squadre. Benvenuti a tutti quelli che ci seguono in diretta come sempre, come ogni partita del Chievo Verona Women su Aveli HD, sempre in diretta come tutte le altre partite casalinghe della formazione giallo-blu. Vi leggo rapidamente le formazioni per gli ospiti: Baiol, Serluca, Accettoni, Asta, Angori, Di Fiore, Benost, Tola, Piselli, Timo, Franciosa. Per il Chievo Magalini in porta, Carleschi, Zanoletti, Tunoaia, Pecchini in difesa, Salimbeni, Carraro, Bertolotti a centrocampo, in attacco Dalla Giacomo, Boni e Botti. L'incontro è già partito con Pecchini sulla fascia sinistra. Oggi mi affiancherà per il commento tecnico il prezioso e gentile Giovanni Sorbello. Ciao Giovanni. Salve a tutti. Oggi Giovanni mi aiuterà a raccontare le emozioni di questa gara. Vi ricordiamo che il Chievo attraversa un periodo sicuramente positivo con la striscia di 3 risultati utili, l'ultimo importantissimo successo esterno a Tavagnacco. Ma seguiamo l'azione con Carraro in verticale subito per Boni, perde l'attimo anche forse a condizione del campo. Come potrete sentire e vedere c'è una forte pioggia che si sta abbattendo sullo stadio Olivieri di Verona. Vedremo se condizionerà come probabile la gara. Ancora Boni, recupera il pallone, pensa un attimo al tiro, invece serve Botti davanti il portiere, anticipata, era posizione irregolare di fuorigioco. Tra l'altro Valentina Boni che viene da un gol splendido di pallonetto realizzato al Tavagnacco, il 3-2 a Tavagnacco. Un campo che comunque è molto pesante, quindi la circolazione palla a terra potrebbe anche essere molto limitata. Vedremo se le due squadre preferiranno lanciare lungo. Eh sì, è proprio così, che penalizza almeno in teoria il Chievo, che è una squadra molto tecnica, che ama giocare palla a terra, partire dalla difesa. Vedremo però, ovviamente il campo è per entrambe le squadre, magari conterà molto anche il carattere, la grinta su ogni pallone. Correggimi se sbaglio Giovanni. Sì, già nella scorsa gara col Tavagnacco abbiamo visto che le ragazze, nonostante sono rimaste in 9, hanno dimostrato grandissima grinta e carattere. Oggi è una partita importantissima e sicuramente si va alla ricerca dei primi 3 punti in casa, che aiuterebbero a muovere la classifica e darebbero proprio la prima gioia casalinga. Eh sì, perché non ha ancora vinto in casa, il Chievo ha pareggiato, ma non sono arrivati i 3 punti, anche se la situazione di classifica devo dire che è ottima dopo la vittoria esterna di
Tavagnacco, perché potenzialmente, diciamo così, il Chievo potrebbe essere nelle prime posizioni. Ma intanto seguiamo l'azione di Tunoaia. Adesso perde palla la numero 6 giallo-blu. Vedremo intanto gli schieramenti, se sarà lei o Carleschi ad affiancare l'esperta Stefania Zanoletti al centro della difesa. Quindi in questo frangente Tunoaia sembra andare in mezzo e Carleschi terzino destro, lo ha dimostrato che lo sa fare bene, come abbiamo visto anche nel corso dell'ultima partita. È stata proprio lei la match winner della gara di Tavagnacco. Col primo gol, fra l'altro in maglia giallo-blu, gol pesantissimo perché ha regalato 3 punti in trasferta in una gara che poteva essere abbastanza complicata. Infatti le ragazze erano passate in svantaggio. Linea a te però. Adesso una iniziativa offensiva del Chievo, fermata però dalla numero 27 Benoist. Ancora Chievo sulla corsia di destra, fase un po' confusa, diciamo, dell'incontro. Fase di studio più che altro, con le due squadre che cercano di capire come farsi male. Ora Tunoaia. Notiamo che nel Chievo Bertolotti fa il perno centrale al posto di Prost, che è squalificata, almeno in questo inizio di gara. Eh sì, perché come diceva Sorbello in precedenza, Giovanni, ti posso chiamare Giovanni, Prost e Tardini, due elementi fondamentali del Chievo, della formazione di Dalla Pozzi, sono state espulse nell'ultima trasferta di Tavagnacco, scusate, ma il Chievo stoicamente, con grande carattere, è riuscita prima, come dicevi tu Giovanni, a rimontare il risultato di svantaggio, poi sul 2-2 portarsi anche sul 3-2 e resistere al forcing finale della formazione friulana. Sembra proprio Bertolotti ad aver assunto il ruolo di mediano davanti alla difesa. Fuori gioco di rientro intanto per il Chievo, quando siamo al 5° minuto di gioco. Salimbeni e Carraro sono le due pedine che hanno sostituito Tardini e Prost al centrocampo. Sarà Bertolotti che però arretrerà la sua posizione, il suo raggio d'azione, mentre Salimbeni e Carraro faranno le mezzale, almeno quello che vediamo in questi primi minuti di gioco. Proprio Bertolotti sul pallone, cerca idee, vediamo se allargherà gioco dietro per Carraro. La palla si ferma, vediamo già a centrocampo, sì. Si iniziano a creare le prime pozzanghere. Quindi come si diceva, un gioco palla a terra che sarà molto penalizzato, almeno per adesso, anche perché la pioggia continua a scendere in maniera battente. Eh sì, abbiamo visto diversi passaggi, diverse verticalizzazioni, non andare a buon fine già in questi primi minuti. Vedremo se le due squadre sceglieranno anche di alzare la palla come si fa in questi casi. Si nota che comunque l'attacco del Chievo è molto mobile, perché ogni tanto c'è Stella Botti centralmente, ogni tanto Dalla Giacoma, ogni tanto la Boni, quindi si muovono molto per cercare di dare pochi punti di riferimento alla linea difensiva delle ospiti. Proprio Stella Botti, la novità della formazione rispetto a una settimana fa, al posto di Peretti. Qui Magalini al rinvio, anche lei ottima prova, nonostante i 2 gol subiti, su cui sinceramente poteva far poco, uno sul rigore, l'altro su deviazione, però ha offerto delle parate, degli interventi davvero eccezionali. Attenzione, Perugia in avanti con la numero 7 che prova il tiro, ci mette una pezza però Stefania Zanoletti, scusate, provvidenziale il suo intervento a evitare la battuta a rete di Piselli. In questo caso si può proprio dire è scivolata proprio sul campo da gioco, visto che è bagnatissimo per intervenire. Calcio d'angolo del Perugia, il cross in mezzo, la sfiora di testa, la numero 9 di Fiore. Il gioco può essere alimentato ancora sulla corsia di sinistra. Bertolotti per recupera palla solo per un attimo. Qui dovrebbe spazzare via il pallone il Chievo senza pensarci più una volta, ne ha provato ad approfittarne il Perugia, debole però la conclusione della numero 11 Franciosa. Blocca senza problemi Miriam Magalini. Il Chievo cerca di giocare sempre palla a terra, cercando di
cercando delle combinazioni per riuscire ad uscire con la palla fra i piedi dalla linea difensiva, cosa che si è notata sia a Tavagnacco che anche nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli, seppur con una squadra di categoria superiore, visto che fa la Serie A. Eh sì, ha ricordato anche la sconfitta in Coppa Italia, però obiettivamente una formazione più forte e anche più in condizione, perché il Chievo veniva da un mese sostanzialmente di stop. Anche il Perugia in realtà non dovrebbe almeno avere una condizione di forma ottimale, visto che l'ultima partita giocata dalla formazione Umbra risale a più di un mese e mezzo fa, il 18 ottobre contro il Vicenza. Un lancio di Bertolotti, nulla di fatto, però si ricomincia dal portiere capitano del Perugia, Baiol. Come dicevi tu, Chievo predilige la palla a terra e non sembra aver cambiato filosofia nonostante le condizioni neanche oggi. Qui Pecchini sul pallone, prova a lottare Tunoaia, dietro per Zanoletti. Zanoletti prova questa volta il lancio lungo per Boni che ha tagliato, in vantaggio però la difesa del Perugia. Molto interessante, se mi posso permettere, la scelta oggi di mister Dalla Pozza di dare una chance a Stella Botti che dall'inizio, mettendo almeno inizialmente in panchina la più esperta Peretti. Che ne pensi? Sì, assolutamente è stata una mossa a sorpresa, però è una giovane ma di ottimo talento che ha fatto delle buone cose con la maglia del Sassuolo, con la formazione primavera. Ricordiamo che però il Chievo sarà impegnato anche con l'impegno, attenzione, una verticalazione, nulla di fatto, dicevo, sarà impegnato mercoledì contro l'Orobica, quindi forse anche l'impegno infrasettimanale ha inciso sulla scelta di mister Dalla Pozza, fermo restando che Stella Botti è sicuramente un elemento di affidamento per la squadra giallo-blu. Tanto Perugia col possesso del pallone recupera, però Carraro rinviene sul passaggio del Perugia, ancora Carrano cerca proprio Botti che non arriva però sul pallone, manca l'appuntamento, l'aggancio con il filtrante di Silvia Carraro. Una grande azione della Carraro che in queste condizioni si può sicuramente esaltare, anche perché è una ragazza che ha una grandissima esperienza e che quindi sa come muoversi in maniera proprio eccezionale all'interno del campo. Anche il pallone era stato messo con i tempi giusti, peccato per il mancato aggancio dentro l'aria. Eh sì, è una delle più esperte del Chievo. Ancora Stella Botti sulla fascia sinistra, supera un avversario, il cross in mezzo, corto però. Buona l'iniziativa sulla fascia sinistra della numero 22 del Chievo. Proprio la Carraro, dicevo, è una delle più esperte della squadra di Dalla Pozza, una delle giocatrici che ha anche vinto uno scudetto in passato. L'altra in campo è Valentina Bolni, senza dimenticare Stefania Zanoletti. Qui il lancio lungo a innescare Piselli, fuori gioco però, segnalato prontamente dalla guardalinea. Quindi si riparte da Tunoaia che sceglie ancora di battere palla a terra, scambio con Bertolotti, Tunoaia, il lancio a cercare Stella Botti che prolunga di testa, non arriva dalla Giacoma. Ancora il Perugia prova, contropiede ancora il numero 7 Piselli che sfida Pecchini, ci prova di destro, è 1-0, gol del Perugia quando siamo al 12° minuto. Ha siglato il gol del vantaggio la numero 7 Piselli, azione sulla corsia di destra, ha sfidato in velocità Pecchini e poi il sinistro su cui non riesce ad arrivare Miriam Magalini, quindi formazione ospite in vantaggio. 0-1 il risultato allo stadio Olivieri di Verona. Un gran bel tiro comunque che si è insaccato quasi sotto l'incrocio con Magalini colpevole. Adesso il Chievo dovrà riordinare le idee e cercare di fare il proprio gioco con la consapevolezza che ancora mancano più di 70 minuti e che quindi la situazione si può recuperare tranquillamente.
Assolutamente, sicuramente c'è tanto tempo, la sensazione è che ci sono un po' troppi, forse abbiamo visto un contropiede da una parte e dall'altra, forse proprio nella foga di portarsi subito in vantaggio il Chievo ha lasciato qualche spazio di troppo, ne ha approfittato la formazione umbra. Chievo che partiva con i favori del pronostico. Queste partite di solito sono una trappola, conta soprattutto l'approccio alla partita e non perdere la concentrazione per i 90 minuti, però come dicevi tu ancora c'è una gara davanti per recuperare e possibilmente ribaltare il risultato per la squadra giallo-blu. Vediamo adesso Dalla Giacomo, scambio con Bertolotti, non arriva però, recupera Salimbeni che rinviene sul pallone, prova ad andare via sulla fascia destra, fallo laterale, segnala l'arbitro, però è per il Perugia. Batterà la numero 3 Accettoni. Scambio di Accettoni con una compagna, impreciso, vedremo se proverà a approfittarne il Chievo. Tutta affidata a Carleschi. Abbiamo visto che il Perugia forse intelligentemente, almeno in questi primi minuti, linea te. Lancio per Boni che però non aggancia, interessante sul pallone alto di Zanoletti. Vai Giovanni. Abbiamo visto che il Perugia si affida molto ai lanci lunghi in questo momento, scelta forse giusta, ma Carraro recupera palla, qui c'è un fallo. Scelta forse giusta perché le condizioni del campo non permettono un fluido possesso palla, e con la palla che soprattutto dove attacca il Chievo in questo momento si ferma quasi sempre. Sì, soprattutto la corsia sinistra del Chievo, dove attacca il Chievo, è una piscina perché abbiamo visto anche il retropassaggio del difensore del Perugia, si è praticamente fermato, poi non c'era nessuna giocatrice al Chievo. Adesso Dalla Giacomo la mette in mezzo e para il portiere Boial, un tiro cross quello di Dalla Giacomo che aveva provato probabilmente a servire Boni. Il suo tiro però è a metà fra una conclusione e un cross, quindi primo calcio d'angolo per il Chievo. Cross di Valentina Boni, Boial in anticipo, qui però Zanoletti uno rimane a scontro. terra. Zanoletti, uno scontro fortuito con il portiere in cui però ha avuto la peggio il difensore del Chievo Women. Eh sì, infatti sono entrati anche gli operatori sanitari per le cure. Zanoletti, uno scontro che come sempre dal punto di vista del regolamento premia il portiere che non può essere sfiorato, però nello scontro ha avuto la peggio fisicamente proprio la numero 27 del Chievo. Speriamo non si tratti di nulla di grave. Gioco fermo quindi quando è già passata abbondantemente i primi 15 minuti dell'incontro. Ricordiamo il risultato di 0-1, rete del vantaggio per la formazione ospite di Piselli. Intanto Zanoletti si è rialzata, sta lasciando momentaneamente, speriamo, il campo, ma da quello che ci sembra dalla nostra postazione ha ricominciato a correre, non dovrebbero esserci problemi per la numero 27. Intanto riprende il gioco numero 2 Serluca, passaggio su cui arriva prima Silvia Carraro, qui si addormenta però sul pallone, ne approfitta il Perugia che prova come nell'occasione precedente il contropiede. Lancio per Di Fiore si accentra col pallone, ancora Carraro però ci mette una pezza, prova a ripartire Salimbeni, lotta Valentina Boni e commette fallo. Qui le giocatrici come Salimbeni, Carraro, dimmi se sbaglio Giovanni, sono molto importanti viste le condizioni del campo, proprio per portare fisicamente la palla da una parte all'altra del campo. Sono quelle giocatrici centrocampiste box to box e quindi in questo momento fanno più la differenza, sono più utili di altre centrocampiste che hanno più geometrie magari. Sì, infatti sono messo a fare la metà. Attenzione Valentina Boni, esce il portiere, ha tentato il pallonetto sull'uscita del portiere, è stata però anticipata. Vai Giovanni.
Sì, sono giocatrici che abbinano quantità e qualità, soprattutto con tanta che quantità, mentre invece Bertolotti è una che predilige più giocare palla a terra con scambi rapidi, quindi diciamo mettere loro due come mezzala vuol dire avere due giocatrici di grande inserimento che possono dare una grandissima mano nella fase offensiva. Eh sì, tanto il gioco è fermo per un fallo al centrocampo del Perugia. Sarà Tunoaia, dalla postura sembra essere intenzionata a mettere il pallone in the box. Il lancio di Tunoaia, arriva Valentina Boni solo per un attimo, spazza via la difesa del Brescia, ancora Piselli, lotta con Tunoaia, Molto brava, molto brava. Qui scontro durissimo brutto fra scontro. Carleschi e una giocatrice del Perugia, speriamo senza conseguenze. Si rialza il numero 5, Tunoaia già battuto per Pecchini. Scontro che forse è sembrato più pesante anche a causa delle condizioni del campo. Qui ancora una volta il campo che non aiuta la manovra del Chievo, ne approfitta il Perugia. Anche perché al momento siamo ai limiti della praticabilità, soprattutto per la parte dove avanza, dove gioca il Chievo. C'è una striscia centrale proprio tutta asciutta, mentre sulle fasce è una piscina. Sì, dobbiamo dire che il campo, quando siamo arrivati presso l'impianto veronese, non era in queste condizioni. Proprio negli ultimi 20-30 minuti si è abbattuta una pioggia ancora più forte e quindi l'arbitro, quando ha fatto insomma il giro per verificare le condizioni, avrà valutato diversamente. Vedremo se lui ha, diciamo, la potestà di correggere la sua decisione. Intanto dalla Giacomo in avanti, ancora fermata però il numero 29 giallo-blu, riparte il Perugia ancora da Piselli, senza fallo Tunoaia, Zanoletti, ancora una volta il lancio per Dalla Giacoma, sporca il pallone un difensore del Perugia, può arrivare ancora Dalla Giacoma, Boial in anticipo, tutto regolare secondo l'arbitro. Qui ancora una volta Zanoletti ha provato il lancio direttamente a scavalcare la mediana, ad innescare le tre attaccanti giallo-blu. Secondo te è un'opzione che vedremo spesso viste le condizioni del campo? Per il momento sì, anche perché a centrocampo è un pantano dove la palla fatica a circolare, quindi cercare subito le punte che sono molto rapide e veloci può essere di grande aiuto. Notiamo anche che il Perugia fa grande fatica per ora ad uscire dalla linea difensiva e il Chievo riesce a recuperare palla in maniera rapida. Al momento quindi quell'unica disattenzione, se la vogliamo così chiamare, difensiva sta pagando purtroppo. Eh sì, peccato in questo senso per il ragionamento che facevamo un attimo fa, che abbiamo appena fatto, anche l'assenza di Mascanzoni, che è un'altra ala molto, molto veloce. Ricordiamo però che in panchina c'è Peretti pronta a subentrare nel secondo tempo, e avere forze fresche soprattutto con questo tipo di campo può essere fondamentale. Tanto rilancio lungo, Valentina Boni, non arriva Salimbeni, lotta Stella Botti. Qui forse c'era anche un fallo. Sì, forse una leggera trattenuta. Ancora un lancio in avanti, prova ad arrivare Tola, che lotta con Zanoletti, tutto regolare. Ottimo intervento ancora al numero 27 del Chievo, Tunoaia. Passaggio corto per Zanoletti, ma vediamo che anche un passaggio corto è difficile in queste condizioni. Rinviene Bertolotti, fallo di mano però Salimbeni, che involontariamente aveva toccato. Sta colando però l'azione del Perugia. Lancio lungo ancora per Piselli, arriva di testa però prima Tunoaia, Pecchini, raddoppiata, se la cava bene però, adesso però sbaglia il retropassaggio Timo, il sinistro, arriva Magalini, e qui queste leggerezze si pagano. Al limite dell'aria forse è meglio spazzare, perché abbiamo visto se la cavata bene Pecchini, però i retropassaggi sono assolutamente sconsigliati. Sì, al momento sì, non c'è la giusta condizione. Vediamo come Valentina Boni riesce a recuperare un gran pallone, la grande esperienza è del capitano. Ancora Valentina Boni sui 20 metri, prova ad arrivare in aria, fermata però
dopo aver lottato, rinviene però Salimbeni, Bertolotti prova ad allargarla per Carleschi, qui senza fallo secondo l'arbitro, qualche dubbio. Salimbeni recupera palla Salimbeni subito. ancora, fa giocare molto l'arbitro, questo dobbiamo dirlo da una parte e dall'altra. Qui tanti interventi al limite. Fallo però in questa occasione per il Chievo, subito da Stella Botti, che chiede un attimo una pausa, no, ma si riprende subito Stella Botti. Questa volta batterà Carleschi dalla destra e Zanoletti è andato in mezzo all'area. Carleschi per Carraro, arriva per un attimo, prova a lottare ancora il numero 8 giallo-blu, spazza Perugia e qui fallo laterale per il Perugia. Diciamo che anche a causa del vantaggio iniziale abbiamo intuito il copione della partita, il Chievo che prova a fare la gara e il Perugia che si arrocca in difesa e poi prova a ripartire con i lanci lunghi. Correggimi se sbaglio, Giovanni. Per il momento no, è giusto in questa maniera anche. Giusto in questa maniera perché il gol permette loro di riuscire a stare molto più tranquille e gestire la gara in questa maniera. Al momento non hanno infatti motivo che di attaccare e soprattutto possono stare tranquillamente unite e compatte e in difesa. Ancora il Perugia sulla corsia di sinistra. Tanto ringraziamo Avelia per la diretta come sempre della partita delle nostre ragazze. A proposito vi ricordo un importante appuntamento, vi ricordo che questa sera alle 18 sul canale di Avelia, Avelia HD, andrà in onda l'anteprima integrale della nuova stagione del programma Noi del Civico 2662, in diretta dagli Avelia Studios come sempre con Gigi Vesentini e Albi, come sempre in diretta streaming sul canale YouTube di Avelia HD. Quindi ringraziamo ancora per il service offerto da Avelia per darci l'opportunità a noi ma anche a tutti i tifosi giallo-blu per le dirette puntuali come ogni appuntamento casalingo del Chievo, e vi abbiamo ricordato anche questo appuntamento direttamente sui canali di Avelia. La pioggia comunque non accenna a diminuire rendendo il campo, che comunque finora essendo sintetico a retto, un pantano. Eh sì, adesso ci sarà una rimessa dal fondo per il Perugia. Qui l'arbitro dice qualcosa al portiere, forse di affrettare la battuta. È un po' presto per perdere tempo, diciamo così. Siamo al 26esimo minuto, il numero 14 del Perugiasta in verticale recupera però palla Tunoaia, Pecchini lotta in mezzo al campo, proprio Tunoaia a subire fallo. Chievo deve stare comunque calmo perché il tempo per recuperare la partita c'è, non deve aver fretta, deve cercare di costruire per quello che si può e il suo gioco, che prima o poi un'occasione può capitare per riuscire a buttare dentro il pallone. Salimbeni lunghissimo, esce Boial che in anticipo su tutto, è troppo lungo il lancio di Salimbeni, la fa sua Boial, e anche per i portieri un po' una situazione di rischio qualsiasi presa. Forse Chievo dovrebbe anche tentare la conclusione da lontano, ma facendo furbescamente diciamo battere il pallone a terra. Queste soluzioni a mezza altezza sono un po' più semplici per i portieri. Sì, anche perché comunque la palla è scivolosa, però riescono tranquillamente a bloccarla e quindi bisognerebbe provare un tiro da fuori, magari facendolo rimbalzare con la palla che può prendere velocità e schizzare in porta. Tanto Pecchini lungo per Stella Botti e Valentina Boni è sicuramente una di quelle che ha capacità balistiche per far male. Vedremo in questa seconda parte del primo tempo. Intanto ricordo siamo sempre sul risultato di 1-0 per la formazione ospite, quindi Perugia in vantaggio qui allo stadio Aldo Olivieri di Verona. Ancora Piselli che è stata proprio la realizzatrice del primo gol
del Perugia. Intanto Stella Botti ha recuperato palla, scivolata tutto regolare per l'arbitro, lotta Salimbeni, cerca ancora una volta Valentina Boni, Carraro alza un campanile su cui prova ad arrivare Dalla Giacomo, che aveva tentato la conclusione a rete a volo. Buona l'idea, meno la conclusione. Notiamo la grande calma del portiere nel rimettere il pallone in gioco, fra l'altro, nonostante siamo solo al 27° minuto del primo tempo, con la pioggia che, ricordiamo, non accenna a diminuire. E sì, è stata anche redarguita poco fa dall'arbitro, senza sanzioni però, per il momento. Qui ancora iniziativa sulla destra del Chievo, lottano come sempre Salimbeni e Botti, proprio Stella Botti sul pallone, non riesce a completare il passaggio, e quindi ci mette una pezza Tunoaia e fallo laterale per il Perugia. Qui recupera palla il Chievo, riparte da Zanoletti, che si affida ancora una volta al lancio lungo, sporca una giocatrice del Perugia. Una giusta scelta però questa del lancio lungo, perché giocare palla a terra al momento è praticamente impossibile. Sì, ormai abbiamo capito che avrà ricevuto informazioni dalla panchina, comunque lei stessa avrà deciso di cambiare strategia, perché se nei primi minuti qualche passaggio si poteva fare al limite, ma adesso è impossibile. Attenzione, rischia qui il Chievo, allontana Magalini, recupera però palla il Perugia. Intervento di Salimbeni non è andato a buon fine, ancora palla per la formazione umbra, prova a premiare la verticalizzazione per Serluca, riparte però il Chievo in contropiede, Stella Botti sul pallone, il taglio di Dalla Giacomo, servita, impreciso però il lancio ma anche i tempi del suggerimento. Notiamo che c'è proprio quella porzione centrale che è totalmente asciutta, si vede proprio una striscia che è totalmente asciutta. Sarebbe lì da costruire il gioco, magari come abbiamo visto ora, con qualche inserimento senza palla o di Dalla Giacomo oppure di qualche centrocampista, per riuscire a sfruttare, diciamo, l'unico punto dove si può giocare a calcio al momento. Eh sì, proprio un lembo di terra ma sottilissimo se lo mettiamo a paragone con il resto del campo. Verosimilmente il direttore di gara deciderà alla fine della prima frazione il da farsi. Intanto ancora Stefania Zanoletti sul pallone, ancora un lancio lungo, qui allontana la difesa del Perugia, Carraro, Valentina Boni, Pecchini prova il tiro, Botti davanti il portiere, Botti, gol! 1-1, il pareggio del Chievo. Stella Botti è proprio la giocatrice che ha sostituito Peretti rispetto all'ultima partita di Tavagnacco, che porta in vantaggio la formazione di casa. 1-1 quindi quando siamo al 31esimo minuto di gioco. La reazione del Chievo dopo il vantaggio a sorpresa del Perugia, affidato proprio a Stella Botti, che sigla la prima rete con la maglia giallo-blu, quindi 1-1, e adesso la partita potrebbe anche cambiare. Sì, ha protestato un po' il Chievo, ma il Perugia, scusate, ma probabilmente c'era il difensore Benoist che teneva in gioco Stella Botti. Infatti forse, se anche rivedendo le immagini, lei è l'unica che non ha protestato ma è andata verso il centrocampo. Eh sì, proprio da un lancio sugli sviluppi di un calcio da fermo, poi una serie di batti e ribatti, è arrivata Stella Botti che si è trovata davanti il portiere, è stata molto fredda e lucida a piazzare, a siglare la prima rete con la maglia giallo-blu. È arrivata proprio nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato la giovane giocatrice giallo-blu. Come abbiamo visto però l'azione si è sviluppata in quella fascia di terreno proprio molto più asciutto. È vero, è così. Adesso Silvia Carraro subisce fallo. Vedremo se il gol verosimilmente darà fiducia al Chievo e magari anche un po' di
diciamo così, di fretta in meno, perché la fretta non favoriva sicuramente lo sviluppo dell'azione. La fretta di pareggiare ancora in avanti il Chievo. Pecchini per Carraro, qui intervento al limite di Timo che recupera palla. E dobbiamo anche dire una cosa: la scelta di mister Dalla Pozza ha funzionato, di premiare Stella Bottiche per questa partita. Assolutamente sì, l'abbiamo vista, probabilmente l'avrà vista bene anche in allenamento, ma come dicevo prima è sicuramente un elemento di prospettiva, giovanissima. Qui recupera palla Bertolotti per Carraro, ancora un intervento in scivolata di Timo. Qui una serie di contrasti, lotta Bertolotti, bravissima a servire Pecchini per Carraro, lo scambio. Qui inizia a favore del Chievo dalla Giacoma per Boni, lo scambio con la numero 10, però sbaglia l'appuntamento con il tiro la numero 29 dalla Giacoma. Intanto gioco fermo perché c'era stato uno scontro precedente fra due giocatrici, vedremo di chi si tratta, probabilmente la numero 28 del Perugia Angori. Per il Chievo dovrebbe trattarsi di Salimbeni. Una brutta botta probabilmente al ginocchio o poco sopra. Sì, staff di entrambe le squadre in campo. Gioco fermo quando abbiamo abbondantemente superato la mezz'ora. Siamo al 34esimo minuto, vi ricordo il risultato in parità 1-1. Primo gol realizzato da Piselli per la formazione Umbra. È arrivato proprio pochi minuti fa il pareggio di Stella Botti al 32esimo. Ancora gioco fermo, si rialza però Salimbeni, si trattava proprio di lei, giocatrice in prestito dall'Elas Verona. Probabilmente ci sarà un recupero nella prima frazione. Abbiamo visto in qualche frangente, in qualche occasione, in più di un'occasione si è fermato il gioco. Intanto Salimbeni momentaneamente fuori, proprio come la giocatrice del Perugia Angori. Quando Stella Botti, proprio lei che ha realizzato il gol sul pallone, perde palla però in questa occasione. Bertolotti qui addosso a Timo, ancora un lancio, prova a metterci una pezza e ci riesce Tunoaia. Sarebbe stata un'occasione pericolosa. Ancora Piselli, che è la più attiva del Perugia lungo la corsia di destra, pericolosi i suoi tagli. Molto, in questo momento già ha fatto male verso il 12esimo minuto, portandola sul collo dato esterno di Valentina Boni a cercare Stella Botti, arriva prima Boial. Abbiamo visto come la palla aveva proprio rallentato, mettendo in difficoltà il portiere Baiol, che però è stata bravissima a portarsi un po' più avanti, seguendo l'azione e recuperando così il pallone. Eh sì, è stata proprio una questione di centimetri in questi casi. Se fosse stato un attimo fuori sarebbe stato più complicato per il portiere intervenire. Adesso Salimbeni, ottima la sua azione, cerca Valentina Boni, ancora lo scontro con Baiol che arriva ancora prima, però fa bene il Chievo a cercare questi suggerimenti in verticale. La quantità del Chievo a centrocampo, palla recuperata da Carraro e lanciata poi da Salimbeni. Eh sì, lo abbiamo detto, questi centrocampisti box to box, soprattutto con le condizioni difficili del campo, potrebbero fare la differenza. Qui sbaglia il rilancio Baiol. Adesso per il Perugia l'obiettivo è forse portare questo risultato negli spogliatoi, così da poter riordinare le idee e magari sperare di realizzare una seconda marcatura in contropiede per poter reimpostare la partita che stava facendo prima, per tutti arroccati in difesa e poi lanci lunghi sulle punte. C'è una buona occasione però per il Chievo dalla sinistra, batterà in mezzo probabilmente Silvia Carraro. Effettivamente dopo il pareggio del Chievo si è visto solo il Chievo, appunto, solo la formazione giallo-blu.
cross in mezzo di Carraro, arriva per un attimo Carleschi, confusione, batti e ribatti, allontana la difesa del Perugia, combatte Zanoletti dietro per Carleschi, in mezzo Dalla Giacomo di testa e gol! 2-1, Stefania Dalla Giacomo di testa sigla il vantaggio del Chievo, che ribalta completamente il risultato. 2-1. Un grandissimo colpo di testa di Dalla Giacomo, che ha sfruttato praticamente una delle prime occasioni avute, ed è stata freddissima davanti al portiere a portare le sue ragazze in vantaggio. Adesso il Chievo può gestire, giocare tranquillamente e cercare di realizzare il terzo gol, che vorrebbe dire giocare con ancora più sicurezza per il resto della gara. Un gol fortemente voluto, una serie di batti e ribatti al limite dell'area, poi il Chievo ha avuto la meglio, il cross in mezzo che ha innescato Dalla Giacomo in mezzo all'area, di testa è stata freddissima, come diceva Giovanni, a siglare il 2-1 e quindi completamente ribaltato il risultato dopo il vantaggio di Piselli. 1-1 siglato da Stella Botti, e quando siamo al 37esimo Dalla Giacomo ha portato il risultato sul 2-1 per il Chievo. Notiamo che comunque il pallone dentro l'area era stato ripreso da Zanoletti, quindi quanto è importante in questo momento avere delle giocatrici fisiche che riescono a proprio tenere palla. Eh sì, Stefania Zanoletti, che si è fatta apprezzare anche in fase offensiva, lei che è un difensore. Attenzione adesso Perugia in avanti, Timo ancora Zanoletti, comunque ancora Zanoletti. Ancora grande intervento al numero 27, qui a spazio Valentina Boni, però troppo corto il lancio. Buona l'idea però della difesa del Chievo, il Chievo che potrebbe avere anche qualche spazio in più visto il vantaggio rispetto a qualche minuto fa, che come diceva Giovanni la formazione era arroccata in difesa a proteggere prima il vantaggio e poi il pari. Adesso cambia completamente l'inerzia del match. Tanto dobbiamo registrare il secondo gol stagionale di Stefania Dalla Giacomo, che era stata la goleador del Chievo, la capocannoniere del Chievo nella scorsa stagione. Non timbrava però il cartellino da un po' dalla gara di Cittadella. Quindi secondo gol per Stefania Dalla Giacomo. Qui Perugia in avanti, una serie di contrasti, spazia via il Chievo, prova ad arrivare Carraro, suggerimento dove non c'è nessuno, e quindi ancora Zanoletti sfidata da Timo in pressione. Qui dovrebbe ricevere la mano da una compagna, ne esce bene però Giorgia Bertolotti in avanti c'è fallo, dovrebbe essere proprio Stefania Dalla Giacomo, sì, autrice del gol del 2-1. Mancano meno di 5 minuti al duplice fischio dell'arbitro, che sancirà la fine della prima frazione. Come abbiamo detto però in precedenza, potrebbe esserci il recupero. Sì, magari un breve recupero di 2 minuti, anche se io penso che l'arbitro opterà per non far recuperare qualcosa, considerando anche le difficili condizioni in cui si sta giocando. Anche questo è vero. Intanto il Perugia ha a sua disposizione un calcio da fermo sprecato, però, quindi recupera palla difesa del Chievo. Lancio di Zanoletti per Stella Botti. Carraro recupera palla, innesca ancora la velocità di Stefania Dalla Giacomo sulla corsia di destra, prova a metterla in mezzo, anticipata però dal terzino del Perugia. Lotta ancora Dalla Giacomo, che recupera palla qui vicino alla bandiera del corner. Gioco di gambe di Dalla Giacomo, che adesso è solo, il cross in mezzo, cercare Valentina Boni, spazza per un attimo la difesa, ancora Timo e Salimbeni a lottare al limite dell'area. Tekel regolare secondo l'arbitro,
tackle anche di Pecchini, irregolare questa volta secondo il direttore di gara. Bravissima dalla Giacomo, che ha fatto una grandissima giocata, non ha portato palla al piede ma l'ha lanciata in avanti, e poi con una grandissima progressione è riuscita a guadagnare metri alla sua avversaria, riuscendo quindi a creare una occasione molto pericolosa che poteva portare magari al 3-1 per il Chievo. Qui forse intanto il gioco è fermo per lo scontro fra Dalla Giacomo, appunto, che si era liberata benissimo dall'avversaria, la stessa avversaria che nel subire il dribbling è rimasta a terra. Correggimi se sbaglio, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, forse dopo la grande azione in solitaria Dalla Giacomo avrebbe dovuto servire una compagna con più lucidità, perché erano 3 se non sbaglio nell'area di rigore del Perugia. Forse scegliere un'opzione più ravvicinata piuttosto che servire al secondo palo Valentina Boni. Sì, però dopo la grande azione che aveva fatto credo che fosse anche poco lucida e ha cercato la giocata, possiamo dire, un po' più semplice, cercando Valentina Boni, che come sappiamo davanti alla porta è una certezza. Eh sì, Valentina Boni sicuramente parla per lei la sua carriera, quindi non è mai una brutta idea cercarla. Qui Tunoaia, lancio proprio per Valentina Boni, arriva prima di casa Perugia, Stella Botti però rinviene, perde ancora palla, però Zanoletti come sempre non va sul delicato come si fa in questi casi. Attenzione, verticalizzazione di Salimbeni per Stella Botti, arriva prima però Perugia, e ancora una volta palla recuperata. Bertolotti sceglie Valentina Boni, molto alto il baricentro del Chievo, ancora Zanoletti, grandissima prestazione la sua, che subisce anche fallo. Bravissima Zanoletti sia in fase difensiva che, come avevo detto nei primi minuti di gioco, anche ad impostare, e come ha ricordato anche Giovanni è stata preziosa nel recuperare palla in occasione del secondo gol del Chievo. Tunoaia lungo, qui una serie di batti e ribatti, perde palla Baiol, recuperato però dal Perugia, che prova a disfarsi subito del pallone e buttarlo in avanti, perché come abbiamo visto in occasione del secondo gol non è mai una buona idea scambiare passaggi, comunque far rimanere troppo a lungo la palla all'interno della propria area. 2 minuti che di recupero intanto segnalati. Ancora Zanoletti dalla destra, il cross in mezzo, allontana di testa il Perugia, arriva Pecchini, vedremo se cercherà la conclusione, prova l'imbucata, allontanata ancora Timo lotta con Pecchini. La sensazione è che il Chievo ci abbia messo qualche minuto in più ad adattarsi alle condizioni del campo, mentre il Perugia ha iniziato subito con il suo gioco con lanci lunghi cercando le punte. Il Chievo inizialmente ha provato a girare palla, una volta capito che non si poteva, almeno per ora, ha cercato subito le punte con dei lanci e in profondità. Che ne pensi? È sicuramente un'ottima abilità quella di adattarsi. Intanto una verticalizzazione del Perugia, arriva prima Miriam Magalini, è sicuramente un'ottima arma quella la formazione giallo-blu, ma in generale di tutte le squadre, quella di potersi adattare all'incontro a seconda delle caratteristiche dell'avversario o in questo caso delle condizioni del campo. L'ha capito forse leggermente in ritardo, però l'ha capito il Chievo, e adesso infatti il risultato premia la formazione di casa. Mancano circa 50 secondi alla fine del primo tempo, comunque, con le due squadre che penso non vedano l'ora di andare negli spogliatoi per prendere un pochettino di caldo. I Pecchini con le mani, scambio con Dalla Giacomo, guadagna ancora una rimessa laterale, ancora Pecchini con le mani, si muove Stella Botti, qui per Salimbeni che lotta con due avversarie, addirittura prova con le mani, con tutto il corpo, quando c'è da lottare non si tira indietro. La numero 26 ancora Bertolotti, cerca Dalla Giacomo senza fortuna, e finisce qui la prima frazione di gioco
2-1 per il Chievo alla fine dei primi 45 minuti. Qui vediamo che alcune giocatrici si affrettano a lasciare il campo perché, come abbiamo detto, non può essere in buone condizioni perché una pioggia torrenziale fortissima si è abbattuta sullo stadio Aldo Olivieri. Quindi siamo sul risultato di 1-1, marcature che sono state aperte nel primo quarto d'ora da Piselli per la formazione ospite Umbra, che è passata subito in vantaggio. Poi il pareggio di Stella Botti al 32esimo, poi ci ha pensato di testa Dalla Giacomo con il secondo gol stagionale per lei a portare il risultato sul 2-1, quindi Chievo che ribalta completamente il match dopo il vantaggio del Perugia. E noi ci diamo appuntamento fra 10 minuti o poco più per il secondo tempo di Chievo Verona Women Perugia. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030.
Bentrovati dallo stadio Aldo Olivieri di Verona, risultato sul 2-1. Bentrovati a tutti gli spettatori, sempre in diretta su Avelia HD Chievo Verona Women Perugia per la 10ª giornata di campionato di Serie B. Tanto il gioco è ripartito. Risultato sul 2-1, ricordiamo dopo la rete iniziale di Piselli, il pareggio di Stella Botti e il 2-1 di Dalla Giacomo, con cui la formazione gialloblu ha completamente ribaltato l'incontro. Vedremo se il Chievo riuscirà a chiudere virtualmente la gara col il terzo gol, oppure se il Perugia reagirà per cercare il pari e il primo punto esterno della stagione. Qui Chievo in avanti con Valentina Boni, suggerimento per Pecchini. Stella Botti arriva sul pallone, lotta ancora Stella Botti che ha realizzato il gol dell'1-1. Scambio con Valentina Boni, ancora Valentina Boni, può entrare in area, penalizzata ancora una volta dal campo, che l'abbiamo raccontato lungamente nel corso della prima frazione. Diciamo poco praticabile però per direttore di gara, anche dopo le consultazioni della fine dei primi 45 minuti. Sembra aver deciso di voler concludere e portare a termine l'incontro. Attenzione Ancora Valentina Bonni, iniziativa sulla destra. Qui non va a buon fine lo scambio con Salimbeni, recupera palla per il Chievo, Carleschi in avanti, Dalla Giacomo prova ad alzare la palla come si fa sui campi di beach soccer. Bertolotti per Carraro, lotta ancora Pecchini, iniziativa personale. Notiamo che forse questa metà campo, dove al momento attacca il Chievo, forse è messa meglio rispetto a quella del primo tempo, con un pallone che rimbalza forse in maniera, se possiamo dire, migliore, anche perché il rimbalzo in questo momento non c'è. È proprio così, infatti, come dicevamo nel corso della prima frazione, vietati i retropassaggi, vietati i suggerimenti lunghi, rasoterra, perché davvero il campo sta condizionando il match. Abbiamo visto che in diverse occasioni Stefania Zanoletti ha provato il lancio lungo. Le due squadre si stanno affidando sostanzialmente alla soluzione lunga. Attenzione, in questo momento il Chievo ancora in avanti, Salimbeni prova a pressare con l'aiuto di Dalla Giacomo e guadagna una rimessa laterale. Fondamentali in questo secondo tempo potranno essere i cambi, soprattutto con le forze fresche che le due squadre potranno inserire per dare il cambio a coloro che sono dal primo tempo in questa piscina e che stanno facendo una grandissima fatica.
E sì, conta molto, come dicevamo nel corso della prima frazione, il carattere, la forza per arrivare prima su ogni pallone. Proprio Salimbeni e Carraro sono state due giocatrici determinanti proprio nella zona nevralgica del campo per vincere tutti i contrasti, numerosi contrasti arrivati in questa partita. Qui intanto calcio d'angolo affidato come sempre a Valentina Boni, il cross in mezzo, Boyal però mette ancora una volta in corner. Dobbiamo dire anche una cosa, le condizioni difficili, estreme di pioggia molto spesso aiutano il Chievo Women. Ricordiamo anche l'impresa in quel di Brescia, anche lì in condizioni molto complicate. Qui ancora Valentina Boni, corner, il cross in mezzo, Carraro, tiro alto però il suo. Qui buona occasione per Silvia Carraro proprio nei primissimi minuti della seconda frazione, siamo al quinto, cross in mezzo da calcio d'angolo di Valentina Boni, sulla ribattuta si è avventata Silvia Carraro che ha sparato alto però. Quindi prima occasione per il Chievo del secondo tempo per portarsi sul 3-1 e quindi allungare il risultato. Attenzione ancora al Chievo che recupera palla, Bertolotti, il lancio per Valentina Boni che non può agganciare, arriva però adesso in seconda battuta, ottimo il gioco di cambio, Valentina Boni che entra in aria, prova a servire una compagna, ancora una volta il terreno però dice di no. Una grandissima azione di Valentina Boni, l'esperienza fa tutto in questo campo e la qualità superiore del capitano del Chievo Women si fa vedere sempre. Qui Carleschi, adesso Stella Botti, il cross in mezzo, sulla ribattuta prova ad arrivare dalla Giacoma, una serie di batti e ribatti e poi allontana la difesa del Perugia. Il Chievo però ha un'altra occasione ancora con dalla Giacoma, buono il suo lavoro per Stella Botti, il tiro di Salimbeni, palla ancora al limite dell'area, ci prova anche Silvia Carraro, fuori però la conclusione da lontano della giocatrice, mentre è rimasta a terra Salimbeni, molto dolorante. Qui già entrano i fisioterapisti del Chievo, ci ha provato prima la numero 26 e poi la numero 8 del Chievo. Come avevamo detto nel corso della prima frazione, la soluzione della distante sicuramente sembra una buona idea con questo campo scivoloso, può essere un'arma da usare contro il portiere. Intanto ancora a terra Salimbeni. Un brutto scontro probabilmente con una giocatrice avversaria e attenzione, forse viene anche chiamato il massaggiatore del Perugia. Una brutta botta. Probabilmente si è sentita male anche una giocatrice del Perugia che viene aiutata dai medici del Chievo Women al momento. Si vediamo due giocatrici interessate dopo La numero 3. numero 3 Accettoni, che è in piedi però non forse ha perso un attimo conoscenza, vediamo che non riesce a stare in piedi autonomamente, speriamo nulla di grave davvero. Forse anche una crisi di freddo dovuta da questo tempo. Qui quindi gioco fermo quando siamo al settimo minuto, ricordiamo 2-1 per il Chievo. Cambio, attenzione che c'è un Subito cambio per il Chievo. Esce Silvia Carraro, Mele. sì, è proprio Chiara Mele ad entrare al suo posto, quindi esce la numero 8 Silvia Carraro, forse non ancora i 90 minuti, è stata ferma per un po'. Dentro Chiara Mele, vedremo come si ridisegnerà la formazione di Dalla Pozza. Ricordiamo che Chiara Mele è un terzino, qui probabilmente sarà Pecchini ad avanzare il suo raggio d'azione e inserirsi, diciamo, sistemarsi nei 3 di centrocampo. Vediamo se cambierà qualcosa anche tatticamente. Anche perché ricordiamo che il Chievo Women non ha né Tardini e nemmeno Prost squalificate. Dobbiamo anche dire che Carraro comunque ha fatto una grandissima partita, facendo vedere la sua esperienza in queste condizioni molto proibitive. Assolutamente sì. Pecchini comunque sì, avanza a centrocampo. Sembra proprio così, ha avanzato subito il suo raggio d'azione. Pecchini che quindi comporrà insieme a Bertolotti e Salimbeni la linea 3 del Chievo di centrocampo.
Chiaramele invece come sempre sulla corsia di sinistra, terzino sinistro giovanissimo, la più giovane tra l'altro della rosa a disposizione della Pozza, no, 2002. Qui primo cartellino giallo per il Perugia. Piselli. No, non si tratta di Piselli, ma si tratta di Fiore. Quindi prima sanzione del direttore di gara. E qui un'altra giocatrice a terra. Diciamo che con queste condizioni del terreno di gioco era anche prevedibile, perché davvero ogni tackle diventa ancora più pericoloso. Qui vediamo addirittura i massaggiatori del Perugia che devono un po' dividersi fra la giocatrice che aveva subito prima l'intervento e quella che si tratta di Serluca, che è a terra. Notiamo comunque che c'è il medico del Chievo Women che molto sportivamente dà una grande mano. Beh, assolutamente in questi casi, quando si tratta di salute, non ci sono colori. Qui l'arbitro però ha deciso di andare avanti e quindi probabilmente, nonostante la pioggia che non sembra voler frenare, porterà a termine la gara di oggi. Quando siamo al 10° minuto immaginiamo anche a questo punto un corposo recupero. Vediamo che le giocatrici si muovono molto per cercare di riscaldarsi, sì, e di tenersi fondamentalmente in movimento e non perdere la loro freschezza atletica. Qui gioco ancora fermo. Si riparte momentaneamente in 10 il Perugia. In bucata centrale esce prima però la numero 1 Baiol. Qui rientra in campo per Serluca, la linea difensiva del Brescia. Qui rilancio sbagliato, non arriva, però non ne approfitta Stella Botti, con il Perugia che prova a portarsi in avanti con Piselli. Serve la compagna sulla corsia di sinistra, scusate. Arriva prima però Carleschi, Salimbeni lungo senza Fronzoli per Dalla Giacomo, ancora Salimbeni. Grande partita la sua di sinistro, però non trova Stella Botti. Qui possiamo dire penalizzata dal campo. Ancora lancio di Pecchini, palla che arriva nei pressi di Dalla Giacomo, l'imbucata per Stella Botti, esce Boyal che arriva prima. Qui ottimo il passaggio di Dalla Giacomo, che si fa apprezzare anche in fase di rifinitura. Notiamo che forse l'intensità della pioggia sta andando a diminuire, questo può essere un aiuto per un campo che al momento è molto provato. Notiamo proprio che sulla fascia dove ci sono le panchine c'è proprio una striscia d'acqua proprio molto evidente. Perugia che prova a reagire, Di Fiore sul pallone, atterrata da Bertolotti, quindi sarà fallo. Intanto c'è movimento sulla panchina del Chievo, probabilmente, se non vedo male, sarà Alice Lamartani ad entrare in campo. Cerchiamo di capire al posto di chi. Primo cambio già speso da mister Dalla Pozza, è entrata Chiaramele, ricordiamolo, pochi minuti fa. Qui Perugia in avanti, mette fuori il Chievo, lotta Bertolotti. Molto serve bene anche Bertolotti in quella posizione del campo, per lei è un esordio probabilmente in quella posizione, lei che di solito è di mezzala. grande azione intanto di Chiaramele, che sembra essere entrata bene in campo. Scusami se ti ho interrotto, Giovanni. Valentina Boni sul pallone, Valentina Boni sulla tre quarti, avanza, pensa per un attimo al tiro, cerca però il suggerimento per Salimbeni, leggermente impreciso. Era una grande idea questa, era una grande idea. Valentina Boni da quella parte di campo che risente meno delle pozzanghere può essere un fattore in questo secondo tempo. Eh sì, ho detto passaggio impreciso, in realtà forse Salimbeni non ha capito in anticipo le intenzioni della compagna e non ha suggerito, diciamo, non ha realizzato il taglio che avrebbe desiderato la numero 10 del Chievo.
Molto bene comunque il Chievo in questo approccio di ripresa, una squadra molto compatta che cerca sempre di imporre il suo gioco e al momento non sta rischiando niente in difesa, anche grazie alla coppia difensiva Tunuai e Zanoletti che dà tantissime certezze. Sì, nonostante sia una 2001, Tunoia sta dimostrando di sostituire al momento benissimo il vice capitano del Chievo Salaorni, al momento fuori per infortunio, e proprio con Zanoletti ha avuto... Attenzione, il Perugia in avanti, vicinissimo al gol il Perugia che rischia di pareggiare, di portarsi sul 2-2. Era il numero 28 Angori, innescata da una verticalizzazione che in questo caso invece aveva sorpreso la difesa del Chievo. Palla di poco al lato, Angori era riuscita ad anticipare l'intervento di Magalini, palla che sfiora la rete, quindi il Chievo diciamo sta facendo la partita, sicuramente ai punti merita anche di chiuderla, perché si è fatta vedere in avanti molto più del Perugia, però deve stare attento sempre al carattere dei Grifoni, della formazione Umbra, perché ha dimostrato di poter mettere comunque in difficoltà i padroni di casa. Quando il risultato è in bilico sappiamo che non c'è da stare tranquilli, ancora Perugia in avanti sulla corsia di destra, lotta però Chiaramele che è entrata benissimo in campo e qui possono fare la differenza anche le energie. Ancora una volta però il Perugia che cerca di portarsi sul fondo, ancora Chiaramele, e qui rimessa laterale a favore del Grifone. Sì, sappiamo bene che il calcio è imprevedibile, ormai basta una sola azione, un solo pallone messo bene e tutto il lavoro fatto nel primo tempo può essere vanificato. Angori qui non è riuscita a mettere dentro, disturbata forse da una buona uscita di Magalini. Sì, era questione però di centimetri, quindi serve attenzione per il Chievo per conservare il risultato, anche se in questo caso è più saggio forse cercare il terzo gol. Sì, è sicuramente fondamentale fare il terzo gol per poi poter gestire la gara e non arrivare agli ultimi minuti con grandi difficoltà. Qui corner per il Perugia, il cross in mezzo, arriva proprio Angori, lascia dietro per Di Fiore che manca l'appuntamento col tiro, ci prova però la numero 3 Accettoni, alto però. È già passato il primo quarto d'ora dell'incontro, 2-1, ricordiamo il risultato in favore del Chievo Verona Women, reti tutte nella prima frazione, e qui ci sarà un cambio. È pronta Martani che sostituirà Stella Botti. Quindi Stella Botti, autrice del pareggio del Chievo Verona Women, la prima frazione, che esce fra gli applausi dei pochi ma buoni, diciamo così, presenti allo stadio Aldo Olivieri. Ricordiamo pochissimi per rispettare quelli che sono i decreti anti-Covid. Assolutamente, si tratta tutto di personale strettamente necessario o appunto staff della squadra. Qui intanto la numero 9 sembra essersi posizionata al centro dell'attacco. Una buona scelta quella di Stella Botti per questa partita, una buona scelta, ha messo minuti importanti, ha realizzato un gran gol, quindi mister Dalla Pozza ha scelto assolutamente bene e alla fine possiamo dire che ai punti questa scelta ha pagato. Una scelta che sicuramente ha pagato, vedremo adesso come si comporterà anche Alice Martani, che ha nelle sue caratteristiche quello della lotta, e vediamo proprio impegnata in questa occasione, brava nel disimpegno per Pecchini. Qui lotta Valentina Boni, recupera la difesa del Perugia che spazza Chievo ancora in avanti, con Pecchini che chiede calma alle sue compagne anche. Una delle giocatrici più esperte e sicuramente anche più legata alla maglia giallo-blu, visto che è nata e cresciuta proprio in questo club, in quello che era la Fortitudo Mozzecane, adesso da qualche anno diventata Chievo Verona Women con il supporto della C Chievo Verona. Qui intanto Tunoaia mette fuori. Qui ancora Perugia in avanti. Bertolotti è bravissima a lottare e recuperare palla, suggerimento in avanti per Dalla Giacoma. Il Perugia però recupera, prova a portarsi in avanti.
Robertson in mezzo, la sponda, arriva però Chiaramele che perde però palla. Qui il cross in mezzo, non arriva per un attimo l'attaccante del Perugia, un'altra occasione per il Grifone, il tiro dalla distanza che sfiora però l'incrocio dei pali. Qui si è salvato il Chievo, pericoloso il Grifone. Quindi rinvio, questa volta affidato a Tunoaia, invio lungo sui piedi di Salimbeni che lotta e serve Valentina Boni che alza il pallone per Pecchini, lungo per Dalla Giacomo che può correre sulla corsia di sinistra, intervento però provvidenziale della numero 2 Serluca. Qui ancora palla recuperata da un'incredibile Valentina Boni che nonostante 37 anni si fa apprezzare, ha energie da vendere più delle giovani colleghe. Qui Chiaramele spazza via anche la difesa del Brescia. Carleschi per Bertolotti, di sinistro verso Valentina Boni sulla tre quarti, ancora Valentina Boni che resiste un attacco. Valentina Boni contro tre avversari, qui largo per Carleschi contro due avversari, prova a portarsi sulla fascia di destra, vedremo se cercherà il cross in mezzo, è così corto però, buona però iniziativa di Carleschi che ancora cerca di lottare. Qui rischia per un attimo il Chievo, rinviene però Chiaramele. Adesso sul pallone Dalla Giacomo, ottima anche la sua gara, non solo per il gol. Qui fallo proprio su Dalla Giacomo per la formazione ospite. Intanto in attacco sulla corsia di sinistra vediamo Gwazdowska, scusate per la pronuncia, mi scuseranno i polacchi, penso che sia un attaccante mancina, cioè sulla corsia mancina si è posizionata proprio la numero 29, nuova entrata, e mi scuserete per la pronuncia. Qui lungo Zanoletti, arriva però prima Boyal. Probabilmente è uscita la numero 11 Franciosa per fare spazio alla nuova entrata. Eh sì, ridisegnato il tridente d'attacco del Grifone. Qui fallo proprio in favore della compagine Umbra. Carleschi può spazzare via, fallo laterale ancora in favore del Perugia. 22esimo minuto di gioco, tutto nel primo tempo, come dicevamo, 2-1 ancora il risultato. Stella Botti, Martani che dà una mano anche in fase difensiva, come si vede, essendo più fresca, essendo anche molto fisico, il suo aiuto potrebbe essere fondamentale. qui Bertolotti ancora recupera l'ennesima palla e prova a lanciare Dalla Giacomo, un po' impreciso però il lancio di sinistro di Bertolotti, che come diceva Giovanni prima sta facendo molto bene, anche se ha dovuto arretrare la sua posizione. Lei di solito gioca nel ruolo di mezzala, davanti alla difesa si sta comportando ugualmente bene. Molto bene anche Chiaramele, che è entrata con una grandissima voglia di, possiamo dire, spaccare il mondo. Assolutamente sì, la numero 4 è entrata con il piglio giusto e, come dicevi tu prima, le energie, le forze fresche in questo momento possono fare la differenza. Qui ennesimo calcio da fermo affidato al lancio di Stefania Zanoletti. Sempre lei. Qui tocca di testa Dalla Giacomo, lontana per un attimo il Perugia, si può lottare ancora al limite dell'area. Pecchini di testa per Martani, suggerimento per Valentina Boni davanti al portiere, prova il pallonetto, ha un'altra occasione Valentina Boni, la palla resta lì, nulla di fatto, però arriva Boyal a scongiurare il 3-1. Qui grandissima, clamorosa occasione
per la formazione di casa. Ci ha provato Valentina Boni, innescata da Stefania Dalla Giacomo, che come detto prima si fa apprezzare tantissimo anche in rifinitura, non solo nell'apporto in zona gol. Ha provato il colpo solto Valentina Boni, prima è riuscita a deviare la portiere avversaria, poi ha bloccato definitivamente il pallone, quindi nulla di fatto, ma ottima occasione quando siamo al 23esimo minuto per la formazione giallo-blu per chiudere virtualmente la partita. Qui sportivamente restituito il pallone agli avversari e quindi sarà il Grifone a rimettere in gioco con le mani. Tanto c'è movimento ancora sulla panchina del Chievo, ma anche sulla panchina del Perugia. Ancora Valentina Boni sulla corsia di sinistra, vince il rimpallo, fuori però il pallone, ancora rimessa laterale. Dobbiamo dire il grandissimo lavoro che sta facendo anche Dalla Giacomo in fase di rifinitura, lavoro fondamentale per servire e mandare le sue compagne in porto. Intanto Martani sulla sinistra, prova ad accentrarsi, recuperato però la sfera. Ancora Chiaramele di prima intenzione, arriva sul pallone Salimbeni, partita incredibile la sua, anche se in questa occasione sbaglia il retropassaggio. Ancora Salimbeni e fallo però di Tonoai ai danni dovrebbe essere di Piselli. Quindi calcio da fermo che, come ogni calcio da fermo, viene battuto in aria. Arriva però prima Carleschi che lancia Dalla Giacomo, che ha tanto spazio davanti a sé. Dalla Giacomo la sua corsia di destra, si invola sulla corsia, ancora Dalla Giacomo però fermata Da una pozzanghera, possiamo dire. da una pozzanghera, cioè da un avversario con la complicità della pozzanghera. Attenzione, Bertolotti in avanti, ancora di testa spazza la difesa del Perugia. Pecchini qui pensa per un attimo il tiro, sbaglia però il suggerimento per Valentina Boni. Ancora Pecchini però in tackle, utile il suo lavoro. Valentina Boni potrebbe cercare il tiro, qui punta l'avversario. Valentina Boni prova a ragionare, lo supera e qui c'è fallo clamoroso, diciamo, evidente. Una grandissima occasione per Valentina Boni questa punizione. Arriva il cambio, comunque un altro cambio per il Perugia. Secondo cambio quindi Doppio. per il Perugia. Doppio. Quindi secondo e terzo cambio per la squadra umbra. Vedremo chi entrerà in campo. Esce con la numero 27 Benoist. Entra Orsi con il numero 5. E poi 6-3 probabilmente, o 8-3. Qui forse ha 6-3, sbagliato a 6-3, indicare. 6-3, sì, al contrario. Quindi fuori Benoist e dentro? Per Dentro Orsi, ricapitolare, quindi fuori. Ecco, adesso è stato corretto il cambio. Dentro Bortolato, fuori Accettoni. Erano stati invertiti i colori dei cambi, quindi un attimo di confusione. Dentro quindi Orsi e Bortolato per il Perugia, fuori Benoiste e Accettoni. Qui ottima opportunità per Valentina Boni. Sappiamo che è una specialità quella del calcio da fermo. Valentina Brovi ci prova, respinge in calcio d'angolo Baiol, scusate. molto bene perché ha respinto in sicurezza il portiere, senza provare a bloccare il pallone, ma spedendolo semplicemente in calcio d'angolo. Qui ancora Valentina Boni sul pallone per battere il corner, altra occasione per il Chievo, cross basso, attraversa l'area di rigore, però arriva Salimbeni. Ancora Salimbeni sulla corsia di destra, di sinistro, prova a mettere nel mezzo, Pecchini, ottimo, anzi è proprio Pecchini a ricevere il pallone, non arriva però con l'appuntamento, sull'appuntamento con il pallone. Ancora Carleschi di sinistro prova a innescare Martani che rientra. Ancora Carleschi che si trova sulla corsia di sinistra, Pecchini prova il tiro debole, lotta Martani che recupera il pallone, Martani, Boia ci mette una pezza, rischia l'autogol il Perugia, forse è fallo però come indica l'arbitro.
quindi nulla di fatto. Ottima occasione però anche in questo caso, ottimo lavoro di Alice Martani, che anche lei sembra essere entrata bene in partita, che ha recuperato un pallone sulla corsia di sinistra, è entrata in aria. Buono anche però l'intervento di Baiol, che si sta facendo apprezzare, come diceva Giovanni prima, anche in occasione della punizione, e anche per realizzare questo intervento è stata pronta numero 1 del Perugia. Qui fallo laterale conquistato dal Chievo, sarà Pecchini alla battuta, lungo per Martani che si è spostata a sinistra. Vediamo un accentramento di Valentina Boni, che probabilmente, come diceva Giovanni, potrebbe essere un fattore su quel lembo di terra asciutto su cui provare la conclusione a rete. Anche se le condizioni del campo rispetto al primo tempo sembrano molto migliorate. Pioggia che è scesa di intensità, e l'acqua che è stata un pochettino, possiamo dire, assorbita meglio, quindi sembra un pochettino migliore la condizione del campo. Speriamo di sì per lo spettacolo. Intanto Chievo in avanti sulla corsia di sinistra, Pecchini ancora una volta a lottare, ci mette il suo anche Bartolotti, però è fallo come indicato dal direttore di gara, anzi è rimessa laterale per il Perugia. Qui il risultato ancora in bilico, 2 occasioni evidenti, clamorose per il Chievo, soprattutto quella capitata sui piedi di Valentina Boni per chiudere, però fino a quando il risultato è in bilico diciamo che non può dormire sonni tranquilli la formazione giallo-blu. Sì, 2 grandi occasioni, perché anche quella di Martani. Qui ancora, scusami, Valentina Boni sulla 3/4, potrebbe provare il tiro, fermata dalla difesa del Perugia. Un'altra occasione per il Chievo, fallo però, quindi si salva il Perugia. Vai Giovanni. Sì, 2 grandi occasioni quelli che ha avuto il Chievo, una con Boni, l'altra con Martani, che sono state purtroppo respinte da comunque Baiol. Il Chievo comunque dimostra di esserci, di essere dentro la partita e di poterla chiudere. Qui Carleschi sulla corsia di destra, suggerimento lungo per Salimbeni che non arriva, lotta dalla Giacoma, ancora dalla Giacoma, dietro per Salimbeni. Bertolotti che comunque ha preso possesso del centrocampo, sta giocando praticamente bene, sia in fase di impostazione sia in fase di recupero pallo. Ottima la prestazione numero 37 bresciana, come tutta la mediana giallo-blu, che soprattutto con queste condizioni del campo è un fattore non indifferente. Qui ancora un suggerimento lungo per Valentina Boni, ci riprova Pecchini forse con le mani, non è d'accordo però il direttore di gara. Magalini la fa su. Molto bene anche Magalini, che si dimostra attento in questa occasione nonostante sia stato impegnato molto poco. Sì, diciamo che sul gol era difficile arrivare, sul primo tiro probabilmente della gara del Perugia di Piselli era difficile davvero arrivare un tiro potente a incrociare. Qui intanto Zanoletti, ottimo lavoro in fase di copertura, lotta con un'avversaria. Riesce con grande caparbietà a conquistare anche una rimessa laterale. Davvero lodevole la prestazione del numero 27, che come abbiamo ricordato più volte si sta dimostrando molto utile non solo in difesa ma anche in fase di impostazione, anche in occasione del secondo gol. Qui Perugia in avanti, lotta ancora Chiaramele, ottima la diagonale difensiva, Bertolotti prova a partire in contropiede, saggiamente torna indietro e poi si affida proprio alla numero 4 Chiaramele sulla corsia di sinistra, prova il lancio impreciso però per Valentina Boni. Sentiamo che si sta scaldando anche Bonfante per il Chievo in panchina. Vedremo se mister Della Pozza si affiderà come probabile al terzo cambio. Qui Pecchini un attimo fuori, qualche problema probabilmente per la numero 13 giallo-blu, quindi Chievo momentaneamente in 10. Qui Perugia in avanti, vinto un contrasto, lottano sulla 3/4,
Suggerimento in mezzo, arriva prima Karleski ancora sul pallone, si allontana la difesa del Chievo, però subisce fallo. Qui dalla Giacomo molto bene. No, sì, è dalla Giacomo. sì, è dalla Giacomo molto bene, perché si sacrifica anche in fase difensiva. Ha fatto una prestazione praticamente totale, sia in avanti che soprattutto dietro. In questo momento è fondamentale dare una mano anche alla sua difesa, anche perché Pecchini al momento è fuori, ma sta rientrando adesso. Un problema al ginocchio sinistro probabilmente. Ci chiedevamo appunto se fosse dalla Giacomo, perché si trovava in difesa proprio nei pressi dell'area di rigore del Chievo, quando lei appunto è un attaccante, e lo fa anche bene, come ha dimostrato nel corso della prima frazione, ma tanto sacrificio per lei in difesa. Qui lungo Zanoletti, dove però non c'è nessuno, arriva Bertolotti, un campanile per Valentina Boni, sarà rimessa laterale proprio per il Chievo. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti, adesso ci vuole calma, testa per provare a gestire una vittoria che in questo momento sarebbe fondamentale. Qui Martani nei pressi della bandierina, calcio d'angolo, prova a far rimbalzare senza successo. Rimessa laterale per il Perugia. Una menzione particolare, oltre per chi sta giocando dal primo minuto, va fatta anche ai cambi, perché Martani e Mele sono entrati praticamente con grandissima personalità, dando un aiuto fondamentale in questo momento alle loro compagne. Sì, sono entrate benissimo in campo, le loro energie sono state utili per la compagine clivense. Qui fallo per il Perugia, Timo sul pallone, una delle più attive del Perugia, Timo, che davvero ha combattuto tantissimo in mezzo al campo. Di Karleski ancora in rimessa laterale, Bortolato, la nuova entrata con le mani, arriva prima però Salimbeni. Adesso il Perugia ha fretta di provare a recuperare la gara, quindi potrebbe anche sbilanciarsi magari e concedere spazio al contropiede del Chievo, con una Valentina Boni che è inesauribile ancora. Davvero straordinario anche il suo apporto durante l'azione difensiva della numero 10, capitano del Chievo, che oggi non è entrata nel tabellino dei marcatori, però è difficile dire che non abbia giocato molto bene come al solito. Probabilmente insieme a Dalla Giacomo si divide il premio di migliore in campo. Qui ancora Boyal con le mani, andrà a rilancio lungo quando mancano meno di 10 minuti alla fine della partita, con un probabile corposo recupero. Qui scontro in mezzo al campo, l'ennesimo. Calcio da fermo, calcio di punizione per il Perugia nei pressi della linea mediana di centrocampo. Qui un batti e ribatti, ne approfitta il Chievo, vediamo se riuscirà così ad arrivare Stefania Dalla Giacomo. Ancora Bertolotti comunque, pallone recuperato da lei. Qui rimessa laterale per il Chievo. Pecchini con le mani verso Dalla Giacomo, anzi si tratta di Martani, al limite dell'area, lotta Dalla Giacomo, qui resiste di fisico il numero 29 del Chievo e serve Pecchini, cerca il traversone in mezzo, basso il tiro di Salimbeni, fuori però. Buona l'idea quello di impattare di prima intenzione il cross di Martani, imprecisa però la giocatrice giallo-blu, che si era però inserita con i tempi giusti. Sì, è difficile chiedere anche la precisione sotto porta dopo la partita di grande generosità che ha fatto Salimbeni, che anche in questa occasione recupera palla e serve Valentina Boni sulla destra, il cross in mezzo, palla che arriva nei pressi di Pecchini, il tiro ribattuto, Bertolotti ha una seconda chance,
c'era fuori gioco, però posizione di fuorigioco e si riparte il possesso del Perugia. Qui Boial, Chiaramele commette fallo secondo l'arbitro, prova a battere subito il Perugia, scusate. Qui Lungo, lotta Tunoaia, buona anche la sua partita dietro per Chiaramele. Lungo recupera palla, Perugia che ancora si fa avanti sulla corsia di destra, Di Fiore in mezzo, Magalini però la fa sua senza problemi. Ricordiamo, ha solo 16 anni e classe 2004, però nelle ultime occasioni, nelle ultime uscite del Chievo si è mostrata pronta, con una personalità e un coraggio oltre alla capacità tecniche fuori dal comune per la sua età. Ottima parata, perché non era semplice, aveva le ragazze addosso. Attenzione, Qui Valentina Boni in avanti, va verso la porta, Valentina Boni fermata però da due avversari in maniera regolare secondo l'arbitro. ha fatto un gran recupero la nuova entrata a Bortolato. Qui Sì, hanno fatto la differenza probabilmente le energie fisiche. Qui ancora Lungo il lancio di Bertolotti verso Martani, rimessa laterale. mancano poco più di 5 minuti alla fine e poi ci sarà recupero, ma arriva un cambio. Cambio per il Perugia, il quarto per la formazione Umbra. Esce Serluca ed entra Libera probabilmente. Sì, si tratta proprio di Libera con il numero 23 a sostituire terzino del Perugia. Qui in avanti il Chievo, ottimo lavoro di spalle di Martani, ancora un dribbling, la mette in mezzo, cerca il corner, lo trova Alice Martani, ottimo il suo lavoro, spalle alla porta con grande mestiere, ha lottato tanto, era il cambio giusto, ne stavamo parlando anche nel corso della pausa, del break, e prontamente il mister Dalla Pozza l'ha messa in campo. Il cross in mezzo, arriva prima Boial che però non trattiene, fallo sul portiere. Anche perché serviva tanto fisico in questa gara, serviva tanto fisico e Martani in questo secondo tempo è riuscito a metterlo. Tanto fisico, tanta forza, tanta volontà di non togliere mai la gamba, anzi di rischiare anche qualcosina, visti tanti scontri di gioco. Dopo un inizio di partita così il Chievo possiamo dire che ce l'ha messo tutto. E ancora Bertolotti che recupera palla, serve bene anche Valentina Boni. Attenzione, perché questa di Bertolotti potrebbe essere una soluzione per il futuro. E chi lo sa, di solito ha giocato in quel ruolo Prost, ma anche Tardini, quindi sono diverse le soluzioni a disposizione di mister Dalla Pozza. Diciamo che forse in questa situazione di emergenza si è trovata una soluzione che nel prossimo futuro potrebbe diventare un'opzione validissima. La d'utilità non manca alla squadra giallo-blu. Qui ancora Zanoletti per Salimbeni, ottimo il suo lavoro per Carleschi, lungo per Martani che vede e serve dalla Giacomo in modo impreciso. Ancora Salimbeni sul pallone, è stanca Salimbeni, giustamente ha corso tantissimo, bravissima dalla Giacomo Zanoletti, scusami, ad anticipare l'attacco avversario. Bortolato con le mani, Pecchini prova a lanciare, attenzione che però recupera palla il Perugia, Tunoaia. Ancora lei l'intervento provvidenziale qui, ottima occasione per Alice Martani, prova il suggerimento per Dalla Giacomo, arriva prima però Boial.
giusto il pallone di Martani, è stata bravissima Boyal a intuire il pericolo e fare il movimento giusto posizionandosi quasi al limite dell'area, come un po' i portieri moderni, possiamo dire. Assolutamente sì, quasi in posizione di quello che era il vecchio libero. Qui Carleschi, scambio con Dalla Giacomo, si porta però il pallone fuori, sarà rimessa laterale per Perugia, si arrabbia Bertolotti con lei, chiede di recuperare la posizione velocemente, anche perché adesso ogni errore può essere decisivo. quello che è decisivo, considerando che stiamo quasi entrando nel recupero. E ancora proprio Carleschi con le mani, serve Martani, vediamo se proverà a perdere un po' di tempo sulla bandierina. Brava Martani a lavorare con la suola, qui recupera però il pallone il Perugia, è rimessa laterale proprio per il Grifone. Ancora Bertolotti. Ora Bertolotti che serve Valentina Boni, che arriva con la punta ma non riesce ad agganciare. Di testa Pecchini. Oggi credo che sia difficile giocare difficile trovare chi ha giocato male, perché hanno giocato tutte bene. Qui Timo in avanti, Carleschi prova a spazzare, Pecchini di sinistro, ancora un lancio che però preda dell'ottima Miriam Magalini. (45esimo minuto del secondo tempo), risultato di 2-1 per il Chievo Verona Women contro il Perugia. Rinvio lungo di Magalini, di testa il Perugia, di testa anche Carleschi per Bertolotti, bravissima a servire Martani, che però non può arrivare sul pallone. Buona però l'acrobazia di Bertolotti. Martani che prova il tunnel, non riesce però nel dribbling. Timo con il petto, lontana Tunoaia, ancora Martani, Bertolotti. Era stata brava Martani a mettere il pallone a terra. Dalla Giacomo ancora con un grandissimo recupero difensivo. Proprio Dalla Giacomo che lotta, che però in questo caso non ha la meglio. Quindi Perugia in avanti, allontana però senza pensarci un attimo Chiaramele. Carleschi con il tacco. Gran giocata per riuscire ad uscire sempre palla al piede. Qui Valentina Boni col sinistro, trova Dalla Giacomo per un attimo. Inesauribile oggi, inesauribile veramente, grazie al suo aiuto fondamentale riesce a guadagnare una rimessa e la preziosa in questo caso, sì. Perché anche perché si riesce a perdere tempo e si tiene soprattutto la palla lontana dalla porta. Ancora Martani che sta giocando spalle alla porta benissimo nel corso della seconda frazione. Siamo già nel recupero comunque. E lontana ancora una volta difesa del Chievo. È uscita secondo il direttore di gara la palla. Il testa Mele, che nonostante la statura non proprio elevata si fa valere anche nel gioco aereo. Pecchini è bravissima. Qui c'era fallo probabilmente. Bertolotti lungo, recupera il Brescia, di testa Zanoletti. Il Perugia, scusami, ancora cambia gioco, anzi prova a trovare Valentina Boni, arriva prima Boyal, di testa Salimbeni. Valentina Boni ancora sul pallone, allarga per Carleschi, lungo per Martani che è di fronte alla porta, si gira di spalle, il tiro di Martani, 3-1
1, Chievo in gol, Alice Martani, la nuova entrata, aveva giocato benissimo ogni pallone di spalle, aveva fatto tanto lavoro sporco e adesso è premiata da un bellissimo gol che chiude virtualmente l'incontro. Chievo 3, Perugia 1. Un grandissimo gol di Martani, se l'era meritato per come stava giocando e con un gran destro riesce a superare Boial. Adesso la partita dovrebbe essere chiusa con 3 punti che sembrano veramente in cassaforte. Bellissima la conclusione di Alice Martani, che trova quindi il primo gol stagionale. Quando siamo agli sgocci della partita ed arriva proprio il triplice fischio del direttore di gara. Chievo 3, Perugia 1, arriva la prima vittoria casalinga per la formazione giallo-blu, che a questo punto si avvicina sempre di più ai piani alti della classifica e c'entra il quarto risultato utile consecutivo dopo la vittoria esterna di Brescia, il pareggio casalingo contro il Pomigliano e l'ultimo successo di una settimana fa contro il Tavagnacco. Arriva anche un 3-1 non scontato contro il Perugia, che era ultimo in classifica ma che si è fatta valere comunque, quantomeno dal punto di vista del carattere, che era passato in vantaggio nel primo tempo con Piselli, poi il pareggio di Botti al 32esimo, il risultato ribaltato da Stefania Dalla Giacomo con uno splendido colpo di testa proprio agli sgoccioli della partita. Nei minuti di recupero inoltrato, diciamo così, perché dovrebbe trattarsi del 93esimo, Alice Martani con un bellissimo gol che ha sorpreso Baiol per il Perugia, ha siglato il definitivo 3-1. Ottima la prestazione del Chievo, forse se possiamo trovare il pelo nell'uovo poteva essere migliore l'approccio nei primissimi minuti, ma davvero è difficile dire qualcosa a un'affermazione che ha centrato il quarto risultato utile consecutivo e che sembra aver trovato anche la strada giusta. Sì, forse l'approccio è stato un pochettino complicato, però dobbiamo dire che le condizioni del campo oggi non aiutavano assolutamente nessuno, quindi diciamo che probabilmente il Chievo è entrato, quindi possiamo dire che magari il Chievo è entrato in campo cercando di trovare subito le cosiddette misure, mentre il Perugia invece tramite il suo gioco fatto di fondamentalmente lanci lunghi è riuscito subito a trovare il gol. Dopo però non c'è stata assolutamente più partita, perché il Chievo, una volta che ha preso possesso del centrocampo, ha creato occasioni, alla fine ha portato a casa 3 punti che sono fondamentali in classifica. Ne menzionate tante nel corso della telecronaca, ti chiedo però la palma, a chi assegnare la palma di migliore in campo. È difficile perché oggi Valentina Boni ha fatto una gran partita, Bertolotti ha fatto una gran partita, forse la migliore in campo è stata però Dalla Giacomo, perché c'è stata sia in fase offensiva, c'è stata sia in fase difensiva, ha dato una mano in tutte le fasi e quindi credo che oggi sia stata lei che ha dato una grandissima mano alle sue compagne. E quindi Chievo Verona Perugia finisce 3-1, ottimo successo della formazione gialloblu. Appuntamento per il Chievo fra 3 giorni nel turno infrasettimanale, nell'impegno infrasettimanale contro l'Orobica in trasferta. Poi fra 7 giorni sarà ancora impegnata la formazione di Dalla Pozza in trasferta contro il Vicenza nel derby veneto. Noi ci diamo appuntamento fra 2 settimane, quando il Chievo tornerà fra le mura amiche, fra le mura di casa, sempre in diretta con Avelia HD, come ogni impegno appunto casalingo della formazione gialloblu. Un cordiale saluto da Pierluca Loporto e da Sorbello Giovanni. Ciao. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi.